Buongiorno a tutti. Oggi andremo a vedere un metodo di attacco fondamentale, un metodo di attacco contro l'arrocco nemico che si chiama la demolizione dell'arrocco. Forse il primo metodo di attacco che bisognerebbe conoscere, ma che è già stato menzionato in questo canale, è il dono greco, il sacrificio dell'alfiere in H7 di Gioacchino Greco. Oggi vedremo la demolizione dell'arrocco, che è un sacrificio di due pezzi leggeri, di solito entrambi gli alfieri, contro appunto i pedoni dell'arrocco nemico, per mettere allo scoperto appunto il monarca avversario. Iniziamo da uno degli esempi più celebri, una partita del giovane Emanuel Lasker, che giocava contro Bauer John Herman nel torneo di Amsterdam del 1889. Lasker è stato il secondo campione del mondo, ma all'epoca era ancora giovane, non era stato ancora campione del mondo, non aveva ancora sconfitto Steinitz, era una giovane promessa che giocò un capolavoro, un'opera maestra appunto in questa partita. Che qua Lasker ha il bianco, in questa posizione ha entrambi gli alfieri a vari pezzi che puntano contro l'arrocco nemico. Entrambi gli alfieri, la donna, il cavallo. Il nero ha un ottimo difensore, il cavallo in F6, quindi Lasker gioca a cavallo H5. L'idea di Lasker è cambiare il cavallo nemico, che è il miglior difensore dell'arrocco. O se il nero non lo cambia, catturare in F6 distruggendo appunto la struttura nera. Se il nero non facesse nulla, facciamo finta che il nero fa una mossa totalmente inutile, cavallo per F6 potrebbe essere fortissima. E ora per esempio se il nero accetta di farsi distruggere la struttura, può seguire uno scacco, re H8, donna H4 per dire, e il matto in H7 non si può parare. Non si può parare perché non si può nemmeno spingere questo pedone che è inchiodato, quindi F5 non è una mossa valida e non ci sono repliche contro il matto. L'avversario catturò, ecco ora ci aspetteremmo che Lasker ricatturi il cavallo, ma in questo caso il nero gioca F5, F5 blocca la diagonale dell'alfiere campo chiaro, quindi questo alfiere rimane tagliato fuori dall'attacco. Il nero è pronto a giocare alfiere F6 per cambiare l'alfiere nemico, o torre F7, annullando totalmente l'attacco bianco. Un insuccesso quindi, cioè il bianco potrebbe provare a portare altri pezzi, ma i pezzi neri giungono in difesa, anche la donna, a volte la torre, a volte l'alfiere che si cambia, e la difesa del nero avrebbe successo. Cosa fece qua Lasker? Lasker fece qualcosa di inaudito, soprattutto per l'epoca. Lasker, anziché ricatturare subito il cavallo, giocò alfiere per H7. Questo sacrificio permette appunto di immolare l'alfiere per iniziare a distruggere le difese del re nemico. Il nero giocò re per H7, Lasker giocò donna per H5, catturando il cavallo con tempo. La donna si porta all'attacco. Il nero giocò re G8 e a questo punto il nero vuole provare a difendersi con F6, torre F7, cercare F6 taglierebbe fuori l'alfiere in E5, ma Lasker gioca la bellissima alfiere per G7, due punti esclamativi, che apre la posizione del re nero, e il nero qua viene proprio spazzato via, perché per esempio cosa potrebbe provare a giocare il nero? Il nero deve accettare l'alfiere perché si minaccia matto. Se il nero gioca F6, allora il bianco salva l'alfiere, non cattura la qualità, salva l'alfiere, ora c'è la doppia minaccia donna G4 e donna G7 matto. C'è la minaccia donna G6 e donna G7 matto. Chiaro, se nero gioca donna E8 seguirebbe donna G4 scacco e poi matto. In caso di torre F7 il bianco può dare scacco in G6, su re H8 il bianco cattura la torre, il bianco continua a minacciare matto, minaccia anche l'alfiere e ora il bianco ha sia un attacco decisivo sia un vantaggio di materiali
decisivo. Il nero quindi, dopo alfiere per G7, si vede costretto a catturare l'alfiere e a questo punto qualcosa di fondamentale. Si taglia fuori il re dove non può scappare, ovvero si taglia fuori il re nella colonna H. Il nero non può scappare, è molto importante. Il nero non può scappare in F6 perché seguirebbe matto in G5 e il re nero è in trappola, non può andare da nessuna parte. In caso di... se noi avessimo provato subito a continuare l'attacco portando appunto altri attaccanti, il nero avrebbe potuto scappare. Re F8, Re 8, la migrazione del re appunto. E avremmo potuto dare uno scacco, Re F8, donna H6, Re E8 e qua ricatturiamo una torre, ma il nero ha due alfieri. Noi abbiamo sacrificato due alfieri, recuperiamo la torre, ma ora il re nero è al sicuro e anche se cambiamo le torri eccetera, al nero rimangono due alfieri che spesso sono più forti della torre. In questa posizione il nero starebbe addirittura meglio. Quindi non dobbiamo accontentarci, molto meglio giocare donna G4 scacco. A questo punto con donna G4 scacco il re nero viene tagliato fuori lungo la colonna H. Il nero, per esempio, se il nero va in H8, segue torre F3 e il matto è inevitabile. Il nero potrà parare con l'alfiere, ma ciò non fa altro che allungare l'agonia. Il re comunque viene comunque catturato. Il nero gioca re H7. Il nero gioca re H7 perché qual è l'idea del nero? L'idea del nero con re H7 è che quando noi solleveremo la torre per portarla in gioco, ovvero giocando torre F3, il nero gioca E5. Il nero gioca E5 per portare la donna in difesa. Ecco, questa è una coincidenza che esista donna H6. Donna H6 è una mossa che permette al nero di salvarsi, ma il bianco comunque è partita vinta perché il nero si salva per ora, ma il bianco gioca torre H3. Il bianco gioca torre H3 scacco e a questo punto, dopo torre H3, il nero è obbligato a giocare donna H6. Il bianco ricattura la donna e ora il nero ha più materiale. È vero che il nero ha più materiale, ha torre e due alfieri, ma questa combinazione, in questo caso particolare in cui il nero fortuitamente avrebbe potuto restituire la donna, termina con donna D7, con attacco doppio contro i due alfieri, dopodiché rimarranno soltanto un alfiere e una torre per donne e vari pedoni. Il bianco, con un vantaggio di materiale decisivo, riuscì a imporsi in poco più di una quindicina di mosse. Quindi, secondo me, questo sacrificio, questo doppio sacrificio di alfiere, è davvero, davvero fortissimo. E spero vivamente che possiate adottarlo nelle vostre partite. Questa appunto è la distruzione dell'Arrocco. A questo punto c'è un'altra c'è una posizione molto interessante, un'altra partita celebre che vi farò vedere, che è una partita giocata da Aaron Nimzowitsch contro Siberg Tarrasch, dove Nimzowitsch ha giocato una mossa pazzesca, una mossa fortissima che è un sacrificio di pedone con D4. Il bianco ha catturato tale pedone e ora Nimzowitsch è riuscito a creare un attacco decisivo appunto usando il concetto della distruzione dell'arrocco. E sarei molto contento se vi provate a cimentare con questa posizione e provando eventualmente a proporre la soluzione nei commenti. Sarebbe bellissimo.
Sarebbe bellissimo vedere cosa pensate, come ottenere un vantaggio decisivo appunto con la distruzione dell'arrocco del bianco. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!